Museo del Territorio del Consorzio Turistico Sagrada Gubbia. Torna l'offerta culturale e divulgativa, torna con un tema suggestivo, l'arte nera, l'arte tipografica, con ciò che poi è stata la sua diffusione in Europa e ciò che ha comportato anche sotto il profilo della repressione e della persecuzione del libero pensiero. Vi invitiamo a visitare questa mostra dal 7 ottobre al 19 novembre e visitate anche il territorio della Marmilla, ricchissimo di proposte ambientali, culturali, archeologiche, insomma, organizzate la vostra giornata in Marmilla, vi aspettiamo. Con questa mostra vogliamo invitarvi ad un viaggio attraverso l'arte nera, ovvero l'arte del libro a stampa, a partire dalla rivoluzione introdotta dal tedesco Gutenberg con la sua Bibbia dalle 42 linee nel 1455, passando attraverso grandi editori come Aldo Manuzio e Giambattista Bodoni, nei confronti dei quali anche le più moderne tecnologie come i computer, i tablet e gli smartphone sono tuttora bevitrici. In questo viaggio un sentiero l'abbiamo riservato all'esposizione di una collezione unica e rara nel suo genere, che ripercorre la storia della tipografia in Sardegna, dalle sue origini con Canelles, passando per la Reale Stamperia di Cagliari, sino all'Unione Sarda e al XX secolo. Ma in particolar modo ci siamo concentrati sul libro inteso come mezzo di comunicazione di massa, come veicolo e moltiplicatore di idee, cultura, libero pensiero. Idee che nel momento in cui scuotono il potere dalle sue fondamenta fanno paura. Ecco che il potere di fronte a queste idee rivoluzionarie reagisce attraverso azioni repressive e attraverso l'introduzione della censura. Un tema, quello della censura, che è tutt'oggi attuale, che cavalca i secoli e va di pari passo con l'introduzione di nuove forme di comunicazione di massa, spesso anche più efficaci del libro stesso. Mi riferisco al cinema, alla televisione e oggi più che mai internet. Ecco, a questo viaggio vogliamo invitarvi, un viaggio attraverso la storia, tra libri antichi e moderni, e soprattutto un percorso per riflettere sul nostro presente e sul nostro futuro.